parlare di una bellissima e importante mostra che verrà inaugurata il 2 dicembre, questo fine settimana, e si intitolerà Spilimbergo, i tesori dell'uomo, e lo facciamo con il curatore della mostra, è venuto a trovarci in studio Federico Lovison. Benvenuto. Buongiorno, grazie. E quindi, signor Lovison, che cosa, come nasce questo progetto, il progetto di questa importante mostra che ha richiesto diversi mesi di preparazione, e qual è il vostro obiettivo da divulgare attraverso queste opere che saranno presenti e visibili all'interno? Tempo fa, riflettendo un po' sulle realtà italiane nelle quali esistono molti musei accostati a grandi cattedrali o grandi edifici di culto, insomma, dove viene esposta, insomma, la bellezza, non solo quella conosciuta all'interno dei monumenti, ma anche quella secondaria all'interno di veri e propri musei, ho pensato che anche il Duomo di Spilimbergo, che è uno evidentemente dei monumenti più belli e più insigni della regione Friuli Venezia Giulia, avesse in qualche modo diritto ad avere una sezione espositiva a lui dedicata. Così, grazie anche all'appoggio del sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli e del parroco Don Giorgio Bortolotto, abbiamo pensato di organizzare questa prima iniziativa espositiva dedicata al tesoro del Duomo. Un titolo che in realtà si riferisce a una serie di beni più vasti oltre all'oreficeria. Saranno infatti presenti alcuni dipinti, cioè i Paggi Registemma di Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone, risalenti al 1524 e riferiti all'organo del Duomo, un dipinto poco conosciuto che si trova abitualmente in deposito e non è mai visibile, cioè il San Girolamo di Antonio Carneo della metà del Seicento, due tra i 5 codici miniati del Duomo di Spilimbergo assieme all'unico antifonario sopravvissuto che sono conservati in archivio parrocchiale e che vengono riproposti dopo anni, dopo l'ultima esposizione grande dell'84 a Spilimbergo. Insieme a questo di beni originali ci saranno oreficerie e dall'altra parte anche il tessile, cioè la parte dedicata ai paramenti sacri. Ecco, una mostra che comunque vede anche degli eventi collaterali, oltre all'inaugurazione, appunto, sabato 2 dicembre alle 10:30 al Duomo, e poi addirittura l'intervento musicale del coro e un'orchestra che seguirà proprio questa inaugurazione. Ma ci saranno anche appunto degli eventi, il primo fra questi il 12 gennaio alle 20:45. Qual è l'intento di questi eventi per dare ancora più spessore alla mostra? Sì, l'intento si inserisce in una logica chiaramente di valorizzazione, non solo della mostra, che ricordo è curata a livello di collaborazione scientifica con me da Maurizio D'Arcano Grattoni e da una cospicua parte di fotografie di Stefano Ciol che rendono dinamica e attrattiva anche attraverso riproduzioni multimediali sulle opere del Duomo l'esposizione. Accanto a questo si è voluto proprio inserire una serie di eventi a partire dal 12 gennaio sera per poi continuare nel mese di febbraio, il 2 febbraio e 2 settimane dopo, dedicati ad alcuni approfondimenti. Il primo, in cui sarò presente io assieme a Massimo Sommalino, sarà dedicato al tesoro del Duomo. Il secondo, primo del mese di febbraio, è dedicato appunto al dipinto di San Girolamo, dove sarà presente Don Renato De Zan con un approfondimento sulla figura di San Girolamo e Maria Beatrice Bertone per un inquadramento storico-artistico, fino ad arrivare all'ultimo appuntamento sui codici miniati, dove ci sarà Angelo Floramo e Monsignor Federico Gallo, direttore della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Ecco, tutta questa preparazione ha impiegato davvero lunghi mesi. Quanto tempo ci è voluto e che difficoltà ha incontrato per preparare questa mostra è importante? Questa è una domanda interessante perché certamente ci è voluto circa un anno di tempo, però dovete pensare, è il tipico criterio insomma di andare a riscoprire alcuni beni che si tengono in soffitta o nei depositi e quindi andare proprio a rivedere in un marasma di materiali di varie epoche quali sono veramente validi, quindi a valenza storica, di periodo o anche estetica, quelli che tra tanti altri veramente vanno selezionati, e su questo sono contento perché effettivamente abbiamo ritrovato proprio i beni che effettivamente hanno un valore storico all'interno del grande patrimonio del Duomo di Spilimbergo.
e tra questi abbiamo riscoperto anche qualche curiosità, per esempio legata ai codici miniati che vengono esposti, perché chiaramente hanno una loro storia dal punto di vista della conservazione, ma anche per esempio tra gli anni 50 e 60 pensate che erano utilizzati per esempio dai bambini anche per gioco, creando delle false barricate per esempio dove si sfidavano tra indiani, no? e ufficiali, insomma, ricordando un finto, insomma, una finta sfida dell'epoca. Così come Monsignor Tesolin che durante il terremoto li ha salvati tenendoli fin sotto il letto, portandoseli in macchina per paura dei furti, insomma. O il furto del grande leggio del Coro Ligneo che sarà riproposto in fotografia della fine degli anni '80, pensate sparito all'interno del Duomo, è stato recuperato dopo quasi un anno dal nucleo dei Carabinieri del Patrimonio Culturale a Roma ed è stato riportato a Spilimbergo. Quindi Spilimbergo non solo mosaici, ma veramente un patrimonio artistico spesso sconosciuto da andare a scoprire già da sabato 2 dicembre, dopo la cerimonia ufficiale, ci sarà l'inaugurazione della mostra. Quindi vi invitiamo a visitarla e sarà visibile appunto fino al 4 marzo 2024. Io ringrazio Federico Luvison per essere venuto a trovarci. Grazie davvero per questa importante realizzazione che, come ci ha raccontato, ha richiesto quasi un anno di preparazione. Ora andiamo a parlare di cose un pochino più leggere, seppur artistiche, andando in cucina e andiamo a vedere la ricetta di oggi.